Gravissimo errore, la compatibilità ambientale, la provincia di Trieste contro il Ministero sulla vicenda del rigassificatore. Buonasera dal TG del Friuli Venezia Giulia. Il giorno dopo l'ok del Ministero dell'Ambiente al rigassificatore di Zaule alle porte di Trieste proposto da Gas Natural, pronta arriva la risposta della provincia che si appella al decreto di revoca della compatibilità ambientale emesso dallo stesso Ministero. Anche la Presidente della Regione Serracchiani ribadisce il rigassificatore è assolutamente incompatibile con il porto di Trieste. Antonio Cagliazza. La provincia di Trieste sul rigassificatore di Gas Natural dà battaglia al Ministero dell'Ambiente. Recentemente il Ministero, tramite la sua Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, aveva definito compatibile l'impianto col piano regolatore del porto, con l'effetto, pare, di aver rimesso in moto un progetto che qui, invece, sembrava sepolto definitivamente. Ora la provincia chiede l'annullamento di questo provvedimento e invita il Ministero stesso a farlo in autotutela, cioè riconoscendo di aver sbagliato. La provincia di Trieste, in un lungo e dettagliato documento firmato dalla Presidente Maria Teresa Bassaporopat, sostiene che la Direzione Generale abbia adottato il provvedimento senza neppure prendere in considerazione e senza neppure citare un precedente atto dello stesso Ministero dell'Ambiente, vale a dire il decreto di revoca della compatibilità ambientale, assunto quando ministro era Andrea Orlando, un atto che avrebbe dovuto essere la pietra tombale della vicenda. Invece, erroneamente, sostiene la provincia, l'incartamento col governo Renzi è tornato al Ministero dell'Ambiente e riaperto. Da Trieste dunque la richiesta di annullamento dell'atto ultimo e di tornare al decreto di revoca emanato da Orlando oltre un anno fa, poco prima che Letta si dimettesse per lasciare la mano a Renzi. La Presidente della Regione Serracchiani oggi è tornata ad affermare che il rigassificatore è assolutamente incompatibile con il porto di Trieste e la contrarietà proviene da tutto il territorio, oltre che dai nostri vicini. La mossa della Presidente della provincia ha trovato il plauso dell'opposizione. Il capogruppo del PDL, Claudio Grizon, ha assicurato il più ampio sostegno e ha aggiunto: questa azione del Ministero dell'Ambiente ci pare davvero allucinante. Sembra che i ministri firmino i pareri a titolo personale e non a nome dell'istituzione o del governo che rappresentano.